comunque una volta trovata la posizione... È anche comoda, c'è anche il cuscino. È tutto il giorno così? Perché devo bilanciare e tenere bassa la gomma. Di poppa. E questo, il contratto di fiume vuole questo, vuole riportare, riportare il fiume come era 40-50 anni fa, ecco. Dare questo senso e praticamente dobbiamo ritornare a questa valenza qui. Ritorno al contratto di fiume è una grande opportunità che tutte le associazioni, ma direi anche i comuni e lo stesso consorzio ha. E questo è veramente un vecchio ponte, il più vecchio ponte di Mestre, va bene? Eccolo qua. Vedi, e anche qui il non rispetto, nel senso che se guardiamo bene, se questo si poteva fare prima. Lo commentiamo dopo perché ho il microfono girato. Sì. Aspetta. Quindi un vecchio ponte di Mestre, poi spieghiamo cos'è. Del 1800. Del 1800. Adesso però voleremo in discesa. Il fondale com'è? Perché vedo molte alghe in superficie. Beh, è tutto abbastanza basso, in alcune zone ovviamente non essendo mai mantenuto e scavato si è quasi interrato. Poi adesso la chiusa a valle è stata abbassata, quindi non viene trattenuta l'acqua. Per arrivare qua prima di Mestre, venendo dalla laguna, c'è una barriera, c'è una chiusa che si può sollevare o abbassare. Per entrare con le barche ce l'hanno aperta ieri sera ed è rimasta aperta, perciò il fiume si è un po' scaricato in questo tratto. Grazie. Non è proprio il massimo. Ecco, ferma là, che facciamo... Ferma, ecco qua. Dopo... C'è un silenzio bellissimo, Come scusa? C'è un silenzio bellissimo. Esatto, è da notare il silenzio bellissimo, siamo al centro della città.
Ecco che si ritorna ai rumori della città e alla consuetudine, però abbiamo fatto una gita un po' diversa, con il fiume. Ecco, siamo Dal adesso in fiume. Piazza Ferretto, sotto Piazza Ferretto praticamente. Esattamente, vedi, è un altro tipo di turismo, un'altra possibilità.